Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, ragazzi, penultima gara, più 10 punti su Marquez, Gran Premio della Malesia, ragazzi, lotta per il mondiale devastante. Purtroppo 12° posto in griglia, ha fatto la grande Q1, cioè le prove, ma in Q2 sono andato a sbagliare tutto quello che potevo sbagliare, sono sprofondato in 12ª posizione, la pole era la mia portata, ma per la gara prevedo le possibilità di rimonta. Dai ragazzi, se vinciamo questa è l'11ª vittoria stagionale e ipotechiamo il titolo. Vai! Gran Premio di Sepang, vai Comandone, vola Cube, vola! Ok, dobbiamo subito fare grandi cose alla partenza, dobbiamo fare una bella prima curva, tipica prima curva cubendiana. Marquez è indietro, Marquez ha perso diverse posizioni. Non ci credo. Cosa ho rischiato? Mi è andata bene. Vai Cube, vola, 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 vola Cube, vai, dobbiamo subito prendere i primi, volo veloce Cube. Marquez ragazzi vuole recuperare, Marquez vuole recuperare Marchetto. Dai cazzo, dai. Sesto posto, siamo abbastanza indietro purtroppo. Marquez è terzo in questo momento, vaffanculo Escargot, ma non rompete i coglioni, dai però. Dai, dai. Marquez è già secondo, Marquez è secondo. Lotta per il mondiale devastante. Una lotta devastante per questo mondiale che si disputerà fino all'ultima gara. Marquez è primo chiaramente, eccolo là. Attenzione perché, ma dai, vergogna pura a Sepang. Dai, abbiamo fatto 10 vittorie stagionali, non possiamo perdere un mondiale così. C'è una bagarre clamorosa ragazzi, bagarre scandalosamente scandalosa. Si deve inserire solo Veneziano che prende bene l'ultima curva. Vai come tira, Rossi è primo intanto, bravo Vale, ruba punti. Attenzione, scintille davanti. Marquez torna prima, madonna che gara, che gara. Attenzione Veneziano supera tutti e Veneziano se ne va, Veneziano se ne va, sbaglia un po' la curva ma la prende Marquez e lotta pure, lotta vera, e lotta con Marquez per questo mondiale, in questa quarta stagione. It's incredible Cube, No, Marquez, quello presa male. Rossi, cosa fa Rossi? Ma cosa fa Valentino che guarda dietro? Mamma mia che gara. Gara pura, una delle più pure ragazzi. Pura e super gara cubendiana. Madonna, spallate con Marquez, rischio incalcolable. Mamma mia che gara ragazzi, mamma mia che gara. Mamma mia con Vale, grande Vale che però è davanti. Non intralciamo Vale. Bravo Vale. Andiamocene Vale, io e te Vale, insieme, verso la gloria. Frena, che sto in qualifica, è la curva che mi ha levato la pole. Vaffanculo Pedrosina. Attenzione, Marquez è molto indietro. Marquez è addirittura quarto. Stiamo calmi, relax puro.
bisogno del relax puro. Occhio, non sta a risciarla come, che al secondo posto va benissimo, rimane davanti a Marquez. Mamma mia che gara, fioi. It's incredible gar, in un inglese purissimo. Marquez è tornato. No, è quarto Marquez, è quarto. No, terzo, scusate, terzo Marquez adesso. Rossi, proprio oggi deve inventarsi la gara da primo posto, Rossi. Perché io non voglio rischiare, sinceramente, non ho voglia di rischiare. Non ho bisogno di rischiare, ragazzi, non ho bisogno. Piano come piano. Niente da fare. Mamma mia. Non ci credo, anche Pedro non ci credo. Non ci credo. Non ci voglio credere. È successo l'irreparabile. L'irreparabile come. It's incredible come. It's incredible. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Adesso sono cazzi miei. Maledetto Pedrosa, maledetto, non ci credo. E qua vado anche a sbagliare. Quinto posto, mamma mia, Marquez secondo. E adesso vediamo. Spero di avere ancora almeno un punto di vantaggio. Addio, che sofferenza. Cosa ho sbagliato? Madonna, un punto di vantaggio. Andiamo all'ultima gara a Valencia con un solo punto di vantaggio. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. L'ultima gara sarà devastante. Lotta 2, veneziano, Marquez. Ciao veneziano, Comenda veneziano, Comenda veneziano, lo youtubers italiano. Comenda veneziano, Comenda veneziano, Comenda veneziano, lo youtubers italiano.